Ho questo bel pezzo di pecorino trovato in offerta, ci andrò ad aggiungere un po' di pecorino romano grattugiato e quindi realizzeremo una pasta alla carbonara. Allora, preferibilmente procuratevi un mortaio, utilizzo questo qua di marmo. Andiamo sulla padella, prendiamo dei grani di pepe nero, andiamo a tostarli leggermente, quindi li rompiamo con il mortaio. Questa sarà una parte che andremo ad aggiungere alla nostra crema di uova e pecorino, poi ne aggiungeremo altro invece grattugiato sul momento con un macinapepe a mano. Allora, qua siamo sul fuoco, stiamo scaldando il nostro pepe, lo facciamo tostare leggermente in modo che sprigioni i suoi aromi. Ci prepariamo anche una boule, un contenitore, se volete in italiano, dove andremo a depositare poi il nostro pepe, il formaggio grattugiato e i tuorli d'uovo. Allora, eccoci qua, il nostro pepe è tostato, quindi andiamo a romperlo un po' così. Deve essere una cosa delicata, non dovete romperlo troppo perché poi utilizzeremo quello più sottile dopo. Il nostro pepe è pronto, andiamo ad aggiungerlo alla boule, direttamente qui, così. Allora, la parte di formaggio sono circa 50 grammi, mettiamo direttamente qui una percentuale di pecorino romano e una percentuale di pecorino semistagionato, grattugiati abbastanza sottile. Io ho usato un blender per grattugiare, quindi insomma è venuto un po' così. Poi andremo ad aggiungere i tuorli. Per 350 grammi di pasta andremo ad aggiungere circa 4 tuorli. In media si fa così: un tuorlo per ogni persona e uno per la padella. Ok, e questa è la dose tradizionale. Allora, per quanto riguarda la pasta, io ne ho di diversi tipi. Qua abbiamo una chitarra, degli spaghetti tradizionali e questi sono dei pici. Questi proprio sono al limite, è una pasta secondo me molto strana, però io non credo che farebbe schifo neanche così, Adesso sono indeciso, penso che opterò per la chitarra. Uno spaghetto un po' più strong, più importante, più grosso, quindi forse meglio questo. Però voi vedete un po', scegliete quello che preferite. Lo spaghetto tradizionale andrebbe benissimo. Allora, il guanciale lo tagliate così, diciamo circa 1 centimetro, un po' sottile. Secondo me così cuoce meglio. E lo mettiamo a sudare nella padella, la stessa padella che poi utilizzeremo per saltare la pasta. Eccoci qua in padella, lo facciamo sudare, deve diventare un po' traslucido il grasso, perché comunque il grasso deve andare a diventare olio qua e andare a fare il fondo per la cottura della pasta, per il condimento della pasta. E deve diventare un po' croccante, seguitela però, non deve bruciarsi, non dovete andare troppo oltre di cottura, altrimenti poi diventa troppo intenso il sapore e si rovina. Quindi la fiamma controllatela e andiamo avanti così. Già qua comincia a vedersi, vedete come diventa traslucido, color ghiaccio. Ecco, deve diventare così, piano piano, poi piano piano fa la crosticina, quindi seguitela con calma, le date una rimestata ogni tanto, insomma ci vuole un po' di amore per questa pasta. Poi ci prepariamo un piattino con della carta assorbente per fritti, così quando sarà pronta andremo a metterla qua e rimarrà più soda, così evita di perde anche un po' quel grasso e non si ammorbidisce, insomma. Allora, vedete l'olio che ha tirato fuori? Ecco, questa è la base. Ecco, ci siamo, sta formando la crosticina, quindi adesso spegniamo il fornello, togliamo il guanciale, lo mettiamo nel piattino, spento, e quindi subito togliamola di corsa. Adesso stacco e occupiamoci della pasta. Allora, io mi sono aiutato con questo tipo di pinze, voi potete usare anche una schiumarola, insomma, l'importante è che lasciate l'olio nella padella. Questo olio lo lasciamo da parte. Adesso il nostro guanciale è qui. Importante, questa cosa va fatta subito, appena vedete che ha cominciato a tostare, che è croccante, toglietelo subito dall'olio, non lasciatelo a mollo nell'olio, mi raccomando, questa cosa è un trucco importantissimo. Ecco i nostri 4 tuorli, come vi ho detto sono circa 350 grammi di spaghetti, quindi 4 tuorli sono per 3 persone, all'incirca questa quantità. Mescoliamo per bene e creiamo una cremina. Allora, eccola qui, è un po' densa adesso, ma qui andremo ad aggiungere anche un mezzo mestolino di acqua di cottura, poi un mestolino lo aggiungeremo anche nella padella con l'olio, con il grasso, insomma,
e quindi questa diventerà della fluidità perfetta. Iniziamo a preparare la pasta, abbondante acqua salata. Una cosa, io alla fine di questa ricetta dovrò prepararmi tutto il set, ce l'ho già pronto in realtà per le fotografie, quindi me la mangerò un po' fredda. Voi mangiatela appena fatta, voi che potete. Piccolo appunto, abbondante acqua salata non tanto, perché qua c'è il guanciale, c'è il pecorino romano, quindi è bella saporita, quindi qua nell'acqua un pizzico ci va, ma non esagerate, deve essere un po' calante di sale in cottura. Ora ci prendiamo un po' d'acqua, diciamo così, un mezzo mestolino d'acqua di cottura, che ha anche l'amido, vedete che è bella torbida, la aggiungiamo al nostro composto di uova e formaggio. E poi giriamo velocemente, così dovrebbe andare bene come densità. Ed eccoci qua, vedete? Adesso va bene, così è perfetta. Ora vi spiego le fasi. Scoliamo bella al dente, l'acqua di cottura ce la conserviamo chiaramente, riportiamo questo in temperatura, aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura, ci gettiamo la pasta, fate tutto insieme, tanto evitate anche che schizzi se mettete la pasta insieme all'acqua. La fate andare un pochino, dovete risottarla leggermente, quindi spegnete la fiamma, rovesciate la crema di tuorli e pecorino qui dentro, date un po', la fate saltare un pochino in modo che prenda aria e che si cuocia l'uovo il tanto giusto, e quindi servite bella calda. Aggiungete chiaramente anche il guanciale e siete a posto. E ci siamo, riportiamo l'olio in temperatura, abbiamo la pasta, lo vogliamo un po' caldo, gettiamo la pasta, aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura, così, e iniziamo a saltare la pasta con il grasso. Fatela sfrigolare un pochino, così, sentite? Allora, spento il fornello, andiamo a versare la nostra crema e quindi aggiungiamo anche magari mezzo cucchiaio di acqua di cottura che abbiamo tenuto da parte per mantecare per bene. Aggiungete anche la carne e quindi serviamo. Ed ecco la nostra carbonara pronta, cremosa, ricca, saporita. E ora corro a fare le foto, raga, dopo.